Prime valutazioni sull'andamento del settore agroalimentare veneto nel 2022. Facciamo un quadro della situazione. Sì, allora il settore tutto sommato è riuscito a tenere bene rispetto alla crisi congiunturale economica che si è caratterizzata in Europa dopo appunto l'inizio della guerra tra Ucraina e Russia. I prezzi sono aumentati di molto e questo si è ripercorso anche sul valore della produzione agricola che ha segnato un 7,7 miliardi di euro, un più 18% nel 2022 rispetto al 2021, quindi diciamo che il settore agricolo ha risposto all'aumento dei prezzi con ovviamente un aumento del valore della produzione. Teniamo presente che il valore della produzione è stato in un certo qual modo contrapposto all'aumento anche del valore del costo delle materie prime che vengono utilizzate per la produzione agricola, quindi dal punto di vista poi della produttività delle imprese le cose non sono granché cambiate, diciamo che a seconda dei settori la produttività è stata più o meno stabile. Ci sono dei settori che sono andati meglio e altri peggio? Assolutamente sì, hanno risentito soprattutto del cambiamento climatico. Quest'anno è stato un anno molto siccitoso, soprattutto le colture erbacee. Le nostre prime produzioni, mais e soia, hanno avuto dei cali delle rese rispettivamente del 30 e del 20% e anche l'aumento dei prezzi non è riuscito, diciamo, a controbilanciare la perdita di rese. Sono andati bene altri settori, pensiamo soprattutto alle frutticole che però giocoforza arrivavano da un'annata 2021 molto nera. Le gesate di aprile avevano praticamente azzerato la produzione nel 2021 e quest'anno segnaliamo rialzi del 300-400%. Comunque anche queste culture hanno risentito della forte siccità e comunque nonostante l'aumento delle rese non siamo ancora ai livelli produttivi standard.